Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi nel canale del Marietto Veneziano. Oggi vediamo un po', come avete visto nella mascherina, la difesa radionica, insomma una parte 2. Però prima di iniziare questo video vi chiedo, se non vi siete già iscritti nel canale di Hildegarda e Marietto Veneziano, di farlo se volete, e anche di mettere un bel like che fa sempre bene alla salute. E adesso iniziamo e partiamo con questa micropillola. La prima cosa che voi vedete, e che magari avete già visto anche nelle altre pillole, è questo quadrante o disegno o mappetta, chiamatelo poi come vuoi, sulla linea della vita. Questo proprio perché, visto che noi stiamo parlando di difesa radionica, dobbiamo anche vedere più o meno come siamo messi, se magari ci sentiamo male o pensiamo che insomma abbiamo meno tempo a nostra disposizione in questo piano materiale. Possiamo prendere la nostra mano e vedere la linea della vita, che sarebbe questa qui, no? Quindi prendete questo mappetta, questo disegno, che potete scaricare tranquillamente nel canale del Marietto, scusate, nel sito del capitano.altervista.org o nel gruppo di Facebook di Hildegarda e Marietto Veneziano. Lo potete scaricare gratuitamente e stampare e vedere più o meno la vostra linea della vita con la mano destra, se siete gestrimani, com'è. Qui vedete arriva a 90 anni, quindi voi potete guardare la vostra linea, perché capita che alcune persone alcune volte si sentono un pochettino giù di tono, giù di morale, e allora con questa mappetta, questo disegno, possono avere un'idea di come sta andando la loro vita, la loro linea della vita. Chiaramente sempre da prendere con le pinze, però una piccola idea la possono dare, cari amici. Bene, fatto questo, passiamo subito al punto focale di questo video, e cioè proprio la protezione radionica. Vediamo un po', può essere dato questa protezione radionica perché ci possiamo incominciare a sentire un pochettino attaccati dai parassiti, vampiri, egregore e quant'altro. Quindi noi prendiamo il nostro quadrante radiostesico per la valutazione, che voi sapete che si può scaricare gratuitamente nel sito del capitano.altervista.org o nei gruppi di Facebook di Hildegarda e Marietto Veneziano. Bene, prendiamolo, mettete qui il vostro testimone o il testimone di chi volete difendere, prendete il pentolino e fate la domanda. Possiamo usare questi circuiti per proteggere e per tagliare questi legami energetici. E vedete che il pennolino ci dice di sì, va verso il sì, e quindi possiamo iniziare tranquillamente a usare questi circuiti. Mi raccomando, fate sempre la domanda chiara al pendolino, usate sempre questo quadrante radiostesico per la valutazione, così siete sicuri se il lavoro lo potete fare tranquillamente. Se vedete che dice di no, dovete lasciare stare, chiaramente. Bene, passiamo al prossimo quadrante. Quindi togliamo questo, vi ricordo che lo si può sempre scaricare gratuitamente nel sito del capitano.altervista.org, e prendiamo il quadrante radiostesico per la valutazione del trattamento. Mettiamo sempre il nostro testimone o facciamo la domanda se è per noi, se va bene questo trattamento, come sarà il suo risultato, e vedete che questo trattamento sarà favorevole. Bene, quindi siamo a posto, abbiamo l'ok per poter partire per questo trattamento. Quindi passiamo al prossimo quadrante. Qui diamo subito una sbirciatina alle nostre frequenze bovis, però vi devo dire una cosa, è importante sapere questo. Generalmente noi nasciamo con una frequenza bovis e, dato dal nostro karma, noi possiamo mantenerlo o alzarlo al massimo di 100-200 bovis in tutta la vita. Non ci sono nessuna persona che nascono con 7000 bovis e possono raggiungere i 100.000 o i 7.009. Cioè voi dovete pensare che ogni persona ha un suo karma, e queste frequenze, questo bovis rappresenta praticamente il karma di questa persona, o la vita di questa, è una targa praticamente. Quindi è inutile che andate a sentire, a dire che avete 17-18.000 bovis, perché vuol dire che nella vita prima eravate come minimo un avatar, ma se adesso non camminate sull'acqua, mettetevi il cuore in pace, generalmente una persona normale ha dai 6.500 agli 8-9.000 bovis massima.
Quando Mirabovis già parliamo di anime praticamente belle bianchine, belle, e quando si parla di 11-12 Mirabovis si parla di anime eteriche, di anime che sicuramente nella vita prima hanno sofferto molto e oggi hanno una buona vibrazione. Quindi attenzione un po' a non esagerare, a sparare o guardare web, gente che dice che alza Bovis o li abbassa a destra e a sinistra. Chiaro, abbassarli non è difficile perché chiaramente nel basso astrale è facile scendere, ma alzarli è difficilissimo, anche perché noi abbiamo un range di Bovis, cioè se noi siamo anime da 8.000 Bovis è inutile metterci dentro 9.000 Bovis perché è come mettere dentro l'acqua di una piscina un lavandino. Voi capite benissimo che poi prima o poi quel lavandino lì cede e si spacca. Quindi attenzione, suonatori pifferi che girano intorno per internet perché non sentite tutti i colori. Poi un'altra cosa importante, dovete sapere che ogni qualità di anima o ogni qualità di animale ha una sua vibrazione. Ci sono i gatti ad esempio che hanno minimo 20.000 bovis e arrivano a 50.000 e altri animali che hanno altre tipologie di bovis. Nessuno ha nessuna qualità di oggetto, di anima, di frutto ha lo stesso bovis di un altro. Chiaro, poi ci sono casi eccezionali, ci sono gatti che stanno per morire che hanno 20.000 bovis e nella realtà, nella vita quotidiana, hanno 50.000 bovis. Bene, adesso ipotizziamo che noi controlliamo i nostri bovis perché ci sentiamo sotto attacco e sentiamo che siamo scesi un pochino e quindi vediamo che in questo momento siamo sui 12.000 bovis e vediamo quanto sarebbero i nostri bovis normalmente. Chiediamo al pendolino quanti bovis sarebbero normalmente e vediamo che sarebbero sui 18.000 bovis. Chiaramente questo è una cosa teorica, solamente un esercizio di prova. E quindi abbiamo visto che in questo momento ci sentiamo un po' battuti, molto probabilmente perché magari siamo andati al supermercato, abbiamo messo le mani sopra un carrello di una persona che magari aveva i bovis bassi o aveva qualche problemino eterico e chiaramente ci siamo stati infettati o toccati. E quindi o può essere anche un nostro collega di lavoro, un nostro vicino di casa o anche un familiare. Voi dovete capire che ci sono parassiti, vampiri, insomma c'è un po' in giro di tutto, oppure anche larve strane che una persona bravissima non sa neanche di averle, però purtroppo le ha prese magari perché è salito su una scala mobile, ha messo la mano sopra un oggetto che era contaminato e se l'è preso, oppure è entrato in ascensore ed è stato contaminato. Quindi, cari miei, dovete sempre stare attenti un po' a gestirvi i vostri bovis e a pulirvi il vostro campo aurico. Bene, andiamo al prossimo. Qui vediamo un circuito o un quadrante radiostesico per valutare il tempo. Questo è un esempio molto didattico, nel senso che noi lo guardiamo a livello didattico, però l'ideale sarebbe chiedere il tempo per ogni circuito che farò vedere. Però adesso ipotizziamo che noi chiediamo il tempo per tutti i circuiti radionici, però voi quando fate questa pulizia, questa difesa radionica, fatelo per ogni circuito. Quindi chiediamo il tempo, quanto deve stare il nostro testimone sopra un circuito per poter attivarlo e proteggerci. E quindi qui dice 5 ore. Chiaramente voi non lo fate solo una volta sola, lo fate per ogni circuito che vi faccio vedere, che vi ripeto si può scaricare tranquillamente nel sito del capitano.altervista.org. Vedete? 5 ore. Bene. Quindi a questo punto noi ci fermiamo e prendiamo il primo circuito. Il primo circuito è il circuito Apollonius, che io ho già fatto vedere in una micropillola. Vedete? Questo diciamo che è uno dei più interessanti. Prima però di utilizzare questo è importante che voi fate l'ovetto luminoso potenziato, che ho già parlato in una pillola in modo dettagliato, e anche il cerchio di fuoco, così incominciate già a proteggervi. Quindi mettete qui, vedete qua il vostro testimone, prendete il pendolino e lo fate girare in senso orario fin quando non si ferma, o minimo 21 giri, vedete? Poi fatto questo fate esaurire la forza del pendolino. Io adesso mi fermo perché è solamente una pillola didattica.
Fatto questo, prendete la vostra macchina radioradio sopra un tavolo, dentro un cassetto e lo lasciate per 5 ore. Finito questo, prendete ancora il vostro testimone e lo appoggiate sopra la croce cosmica. La croce cosmica è anche importante perché se voi vedete un ovetto potenziato, l'ho usato anche per fare in modo che entri nel subconscio, però lo si può anche usare come circuito, visto che è 9 anelli, come il circuito radionico di protezione. Quindi mettete il testimone qua e lo aggregate alla croce cosmica, vedete? Fate girare minimo 21 giri o fino all'esaurimento della forza del pendolino. Quindi in questo caso qui ipotizziamo che finisce i giri, la forza cinetica del pendolino, prendiamo questa macchina radionica, circuito radionico, lo appoggiamo in un posto sicuro e lasciamo 5 ore. A questo punto avremo già fatto quindi la Pollonius, la croce cosmica, ci siamo precedentemente fatti un ovetto luminoso potenziato e un cerchio di fuoco, spostiamo, cambiamo circuito e prendiamo il Sator. Il Sator è molto importante, mettiamo il nostro circuito, testimone all'interno, prendiamo sempre il nostro pendolino e lo facciamo girare sempre in senso orario per fare in modo che il testimone si aggreghi al circuito radionico. E voilà, e anche questo, dopo che il pendolino ha aggregato tutto, ci fermiamo, lo appoggiamo sempre in un posto sicuro e a questo punto qua lo lasciamo 5 ore. Di solito però, come vi ho detto, questo è un esercizio, però voi ogni volta dovete chiedere al pendolino quanto tempo è per ogni circuito radionico. Dopo le 5 ore prendiamo ancora il nostro testimone, prendiamo questo circuito radionico che è nel sito del capitano.altervista.org o nei gruppi di Facebook di Hildegard e Marietto Veneziano, mettiamo il nostro testimone in centro e col pendolino lo aggreghiamo, lo facciamo lavorare il pendolino fin quando non si ferma o minimo 21 giri. Fatto questo, vedete cari amici, ci fermiamo e appoggiamo questa macchina radionica in un posto sicuro in modo che possa lavorare. Ecco, finito questo passaggio, questi vari passaggi, questi vari circuiti che vi ho fatto vedere, voi siete sicuri per almeno 6 mesi, perché avete utilizzato sia l'Apollonio, sia il Sator, sia il triangolo magico, sia la croce cosmica e avete anche usato precedentemente il cerchio di fuoco con l'ovetto luminoso, e quindi a questo punto la vostra protezione radionica diciamo che è al massimo. Questo trattamento bisognerebbe ripassarlo mediamente ogni 6 mesi come minimo per essere sicuri che la protezione radionica sia sempre ben attiva. Bene cari amici, anche oggi il vostro Marietto Veneziano vi ha dato una piccola pillola di radionica e radiostesia, vi invita a iscrivervi al canale di Hildegard Marietto Veneziano o di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook. Grazie e alla prossima, ciao!